beccarmi Sì. col... Allora, Giacomo Serreli, musicofilo, come ti possiamo Io, definire? appassionato di musica. Tu ormai, diciamo, sei un'enciclopedia vivente per quanto riguarda la musica sarda, li hai visto di tutti i colori? Mi Hai sono scritto divertito. anche libri? Oh, sì, ho scritto un libro che è una specie di inventario degli artisti e dei gruppi della scena musicale sarda dagli anni 60 a oggi, insomma. Fatti lo spot allora, dai, sei su YouTube, quindi... Se sono su YouTube, il riferimento è il libro Boghese Sonos, edito dalla Scuola Sarda Editrice, anche se a breve spero di poter rendere operativo un sito internet a mio Ah, nome, che peraltro è già registrato e già in qualche modo arricchito di documenti, dove si possono trovare tutti gli aggiornamenti e le novità rispetto al volume cartaceo che è uscito già nel 2003, quindi sono già passati 6 anni dalla sua allora uscita. Giacomo, invece, una tua preferenza personale, qual è il gruppo, il cantante che ti piace di più, personalmente? Sbilanciati. Dunque, io ho una predilezione pressoché maniacale per due nomi della scena musicale, una inglese e l'altra americana, anche se defunto da oltre 30 anni. Cioè i miei nomi, gli artisti che in assoluto io prediligo e per i quali, ripeto, ho proprio una sviscerata passione sono Robert Wyatt, che è stato a suo tempo batterista dei Soft Machine, Ricordo. e poi Tim Buckley, un cantante californiano che è morto neanche 28enne come il figlio Jeff anni fa, morto a metà anni 70. Queste sono le mie due predilezioni assolute, insomma. Perfetto. E dei sardi? Dei sardi ci sono diverse cose abbastanza interessanti in diversi ambiti. Se devo spendere dei nomi così a caldo, mi piace Sì. spendere il nome di Paolo Angeli per quanto riguarda il Ah, lavoro di ricerca sulla, chitarra? sulla, sulla chitarra, quello dei Siki Tikis come gruppo dell'area rock indipendente. Nell'ambito cantautorale, certo, Piero Maras continua a essere, insomma, l'elemento di miglior riferimento, però insomma ci sono diverse cose. Nell'ambito del jazz poi è Beh, ricchissimo di nomi, al di là di quelli storici, insomma. invece però ci devi anche regalare un aneddoto che non hai raccontato nel libro. C'è qualche cosa, un tuo ricordo che ti è sfuggito e che quindi regali a noi di YouTube? No, Un aneddoto curioso, insomma. no, forse una delle cose che mi ha un po' impressionato quando ho avviato questa ricerca sui gruppi è questa sorta di ruggine, definiamola così, che esisteva ancora a distanza di decenni, magari tra i musicisti che avevano fatto la stessa esperienza in gruppi storici dell'era beat degli anni 60. Cioè nel senso che alcuni dei musicisti contattati volutamente non mi avevano fatto riferimenti a presenze di altri musicisti Ah, nell'organico del gruppo, proprio perché a anni di distanza esisteva ancora una certa ruggine, ancora insomma qualche problema interrelazionale tra alcuni musicisti, però di fatto insomma tutto il materiale informativo che ho raccolto nell'arco di questa ricerca, a dire il vero, ho finito per farlo confluire nelle pagine scritte del libro. ascolta, ti chiedo un'ultima cosa, questa è una mia curiosità. Uno dei più grandi artisti sardi è stato forse Francesco Salis. Ne Sì, parli nel tuo libro? ne parliamo anche in maniera abbastanza diffusa proprio perché con Tu l'hai i bar... conosciuto? L'ho conosciuto personalmente, ho avuto modo di intervistarlo proprio per Ah, realizzare questa ricerca, l'ho rincontrato anche negli ultimi anni, insomma, della sua attività che sarà fatta molto più rada proprio perché legata ai problemi di che salute. Beh, ricordo hai? Un omaggio, facciamoglielo. il ricordo che ho è innanzitutto di questa sua assoluta discrezione, di questa suo essere, non dico timido, ma estremamente riservato, una di quelle persone che magari non ha mai dato la giusta rilevanza al lavoro che ha fatto e che oggi indubbiamente gli riconosciamo. Grazie. Grazie a voi.